Benvenuti al nuovo appuntamento con l'agenda di Sardinian Life, la rubrica con i consigli su come e dove passare il vostro tempo libero in Sardegna. Vediamo alcuni degli eventi più importanti che ci attendono il prossimo weekend. Partiamo da Olbia con la festa di San Simplicio dal 10 al 15 maggio. La ricorrenza dedicata al patrono di Olbia e Gallura è un perfetto connubio tra sacro e profano con processioni, palio, musica, comicità e la famosa Sagra delle Cozze. Nell'attesa possiamo andare sulla pagina del Comitato San Simplicio dove ci sono tutte le informazioni e i post che introducono alla manifestazione. Il 12 e 13 maggio ad Azzara Sagra del Vino, degustazioni nelle cantine sparse per il paese e stand dei vini Mandrolisai in collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier Sardegna. Tutte le informazioni le troviamo sulla pagina della Proloco di Azzara, compreso il post dell'evento. A Carbonia, il 12 e 13 maggio, il Sulcis Iglesiente espone. La Fiera del Sud-Ovest Sardegna arriva alla sua 12ª edizione, con 250 espositori che metteranno in mostra tante eccellenze del territorio. Sulla pagina della manifestazione troviamo il post dell'evento con tutte le notizie utili. Il 12 e 13 maggio al via la Fiera Agroalimentare a Villamar, un percorso enogastronomico tra le vie del centro storico e il quartiere maiorchino alla scoperta di cultura, arte e sapori tipici. Il programma completo e tutti gli appuntamenti all'interno della manifestazione li possiamo vedere sulla pagina della Proloco di Villamar. A Gua Maggiore, domenica 13 maggio, mestieri, tradizioni, gusti e sapori. La domenica di festa si svolgerà con un ricco programma tra degustazioni di prodotti tipici e tanto artigianato. Nel pomeriggio esibizione dei gruppi folk nel centro storico del paese. Per vedere il programma punto per punto basta andare sulla pagina della Proloco di Gua Maggiore. Dall'11 al 15 maggio appuntamento a Porto Torres con Musica Maestro. Il grande evento musicale dei Cantori della Resurrezione ritorna con un'edizione ricca di ospiti che si esibiranno nella chiesa di Cristo Risorto. Troviamo il post dell'evento con il programma completo sulla pagina dei Cantori della Risurrezione. Vi ricordo che tutti gli appuntamenti sono online sulla pagina Facebook di Sardinian Life. Se invece volete segnalare o promuovere il vostro evento in questa agenda, inviate una mail a info@sardinianlife.it.